Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questo spazio notizie informative dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo proprio con un'ultimissima che ci è appena giunta in redazione mentre stavamo proprio impaginando questa edizione del nostro audio video giornale, perché un incendio sta interessando, proprio mentre stiamo andando in onda, una proprietà privata nel centro di Talmassons, per la precisione in via Tagliamento, dove un mezzo pesante è andato completamente a fuoco. Sul posto stanno operando i volontari della sede di Codroipo insieme ai colleghi giunti da Udine. Al momento non si segnalano feriti, però l'incendio è abbastanza importante, come si dice in questi casi. Stiamo attendendo tra l'altro anche le novità per quanto riguarda il materiale video che dovrebbe arrivarci, e appena appunto ci sarà il tutto vi proporremo nella prossima edizione, o comunque lanceremo un video servizio per darvi ulteriori aggiornamenti. Andiamo avanti con la cronaca. La tratta balcanica sul Carso Monfalconese necessita la costituzione di un tavolo di sicurezza permanente. Un altro argomento di stretta attualità e preoccupante sviluppo, quale la tratta carsica per l'immigrazione, ha spinto il sindaco Anna Maria Cisinta a scrivere al prefetto, questore, regione e corpo forestale al fine di costituire un tavolo permanente per la sicurezza del Carso nel lato monfalconese. La missiva legata alla sicurezza del Carso segue una precedente lettera inviata al prefetto e questore, con la quale il primo cittadino chiedeva di intraprendere tutte le iniziative possibili nei confronti dei facinorosi cittadini senegalesi che in occasione dei festeggiamenti della Coppa d'Africa sono stati protagonisti di un violento litigio in piazza nella città dei cantieri, che ha portato al ferimento di 2 agenti della polizia e un militare dell'Arma dei Carabinieri. Nello specifico, Cisint richiedeva che a seguito dei fatti il permesso di soggiorno venisse revocato e al datore di lavoro fossero segnalati i responsabili dell'accadimento affinché si possa procedere con l'annullamento del contratto di lavoro. E adesso parliamo di terzo settore. Interviene il vice governatore Riccardi. Sportelli aiutano preziose attività volontari. Il servizio. Vice governatore Riccardi, presentata l'iniziativa Sportelli FVG, un importante riconoscimento nei confronti di migliaia di volontari che operano in modo silenzioso sul territorio. E noi ci accorgiamo dei volontari soltanto quando andiamo in difficoltà. Questo esercito di persone silenziose e generose evidentemente hanno bisogno di avere degli strumenti che consentano loro di poter fare questo lavoro. La burocrazia aumenta, le regole aumentano, la digitalizzazione impone determinati percorsi, quindi è una risposta in particolare alle strutture più piccole e che consentirà loro di poter continuare a fare il lavoro che fanno, che noi consideriamo estremamente prezioso. Abbiamo sentito i rappresentanti delle associazioni parlare a cuore aperto il tema della fragilità, dell'anzianità, della disabilità. A volte il volontario soltanto ti mette nelle condizioni anche di chiederti come stai, questo hanno detto, e di avere qualcuno che ti risponde, che ti aiuta. Noi non possiamo privarci di questo grande patrimonio, dobbiamo aiutarlo anche a superare delle regole che questo momento impone, con degli strumenti che questo momento impone, ma evidentemente non possiamo pensare che siano attrezzati a fare questo. Quindi la risposta della Regione è dargli il sostegno affinché queste cose vengano risolte, non siano un loro peso e possano continuare a fare quel lavoro prezioso che fortunatamente in questa Regione vede un patrimonio di numero di volontari rispetto alla popolazione residente più alto che della presenza in Italia. Quindi questo è un grande fiore all'occhiello che va difeso e sul quale noi continueremo proprio come scelta politica a sostenere. E adesso parliamo di Porzus, far memoria di quanto avvenuto a Porzus nello spirito di Don Emilio de Roia, di cui ricorrono i 30 anni dalla morte. Guardare avanti per costruire sempre senza lasciarsi determinare dagli errori, dai limiti e dalle colpe del passato.
È l'obiettivo della commemorazione del 77° anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus che l'associazione Partigiani Osoppo terrà domenica prossima a Nimis. E ora restiamo in tema, ma parliamo dei 100 anni dell'ANA Trieste. Il servizio. Assessore Roberti, sono 100 anni per la sezione corsi degli alpini a Trieste. Questa è una data importante, una ricorrenza importante, come lo è l'impegno degli alpini che dopo il loro servizio militare all'interno degli alpini appunto confluiscono nell'associazionismo e continuano quell'impegno contraddistinto dal sacrificio e dalla dedizione per le proprie comunità. Lo fanno in un modo quando vestono la divisa da militari, lo fanno in un modo diverso ma altrettanto importante quando diventano civili e si iscrivono alla sezione ANA. Pensiamo all'impegno nella protezione civile, con i donatori sangue. Ogni qualvolta un'istituzione, una comunità ha bisogno di una mano, gli alpini ci sono. Questo basta sicuramente a giustificare e anzi a valorizzare quanto più possibile la loro presenza anche con cerimonie come quella di oggi. Bene, con questa notizia chiudiamo qui questa edizione. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.